il canto numero 36. Alto e glorioso Dio, illumina il cuor mio, dammi una fede retta, speranza certa e carità. Dammi umiltà profonda e scienza che non confonda, nella tua conoscenza sarà la mia sapienza. Santissimo Signore, a te ogni lode e amore, perché hai redento il mondo con la tua santa croce. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Signore sia con miei fratelli e sorelle, oggi ricordiamo liturgicamente un santo francescano, San Giuseppe da Copertino, della famiglia dei minori conventuali, nato a Copertino nel 1603, divenne sacerdote e subito si distinse per una grande austerità di vita e intenso spirito di orazione. La sua vita è contrassegnata da straordinarie manifestazioni mistiche che lo resero una delle figure più interessanti della mistica cristiana. Morì a Osimo nelle Marche, 18 settembre 1663. Fu canonizzato da Clemente X. Per celebrare degnamente l'Eucaristia chiediamo al Padre grazia e perdono. Signore, mandato dal Padre per salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che con mirabile sapienza hai voluto attrarre ogni cosa all'unigenito tuo Figlio, fa che elevandoci dalle terrene cupidigie per i meriti e l'esempio di San Giuseppe da Copertino, possiamo conformarci pienamente allo stesso tuo Figlio. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio.
Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla verità. Uno solo infatti è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo, dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Ascolta la voce della mia supplica quando a te grido aiuto. Quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Il Signore è mia forza e mio scudo, in Lui ha confidato il mio cuore, mi ha dato aiuto, esulta il mio cuore, con il mio canto voglio rendergli grazie. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità, sii loro pastore e sostegno per sempre. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era malato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno va, ed egli va, a un altro vieni, ed egli viene, e al mio servo fa questo, ed egli lo fa. All'udire questo Gesù lo ammirò e volgendosi alla folla che lo seguiva disse:
Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Ed gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, Luca questa mattina ci presenta un modello di fede col quale confrontarci. Centurione romano, di stanza a Cafarno, che cerca Gesù per chiedergli di guarire il suo servo gravemente ammalato. Gesù ha appena terminato il suo discorso con la gente che lo segue sempre con molto interesse. Ora rientra a Cafarnao, la sua città, residente in casa di Pietro. Al suo arrivo gli vengono incontro alcuni anziani giudei mandati dal centurione a incontrare Gesù per chiedergli aiuto per curare il suo servo. Il centurione non conosceva Gesù, aveva sentito parlare però che Gesù aveva poteri di guarire ogni sorta di infermità. Centurione romano era un pagano, ma era un buon pagano, un buon soldato di Roma, e i giudei stranamente gli volevano bene, nonostante la sua divisa di invasore. Chiedono aiuto a lui e per lui: Signore, aiutalo, merita quest'uomo che tu gli conceda quello che vuole, perché ama il nostro popolo e per noi ha costruito la sinagoga. Gesù, con una condiscendenza straordinaria di chi conosce perfettamente la situazione, si incammina in silenzio. Non ha mai visto il centurione, ma Gesù sa di che cosa si tratta, conosce i suoi sentimenti e lo vuole aiutare. Non era lontano da casa quando il centurione gli mandò alcuni amici giudei a dirgli: Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, sono un pagano e la mia casa è impura. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una sola parola e il mio servo sarà guarito. Infatti anch'io sono un subalterno, ho dei soldati sotto di me, dico a uno va e lui va, vieni e lui viene, e al mio servo fa questo e lo fa. All'udire queste parole Gesù rimane molto ammirato della fede del centurione e dice a quanti lo stavano ascoltando: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede grande come questa. Gli inviati del centurione tornano a casa e trovano il servo guarito. La fede di Gesù, in Gesù, aveva ottenuto la guarigione. La fede, lo sappiamo bene, è la prima delle tre grandi virtù teologali ed è anche il motore di tutta la nostra vita spirituale. Tutto si muove con la fede e senza la fede tutto si spegne e si ferma e non ci resta che la nostra povertà e, se vogliamo, il nostro inutile orgoglio. L'uomo ha bisogno di Dio e la fede lo tiene agganciato a Dio.
perché Lui è la fonte di ogni bene. Inoltre la fede, per essere efficaci, come abbiamo visto dal comportamento del centurione, ha bisogno di rivestirsi di umiltà. Non c'è umiltà dove non c'è umiltà, non c'è posto per la fede, perché la fede che piace a Dio è la fede umile. Anche la madre di Gesù ha meritato la predilezione del Padre per la sua umiltà e divenne la madre del Signore, e per questo grandi cose ha fatto in lei l'Onnipotente. Questa fede umile e fiduciosa che abbiamo incontrato nel centurione, una fede nella persona di Gesù, anche per noi rimane come una chiave d'accesso al mistero dell'amore del Padre, ed è anche una garanzia che abbiamo in mano per meritare le promesse che Gesù ci ha fatto in nome del Padre. Dio gradisce la fede degli umili e sempre solleva i suoi figli che lo invocano nel momento del bisogno. Con fiducia nella divina compassione presentiamo le nostre suppliche dicendo: salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore, perché tutti i credenti, animati dallo Spirito loro donato nel battesimo, pongano la loro fiducia nella parola che attraverso Cristo salva e guarisce. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché gli operatori sanitari, nel risanare i corpi, riescano ad aprire al contempo spazi di fiducia e di pace, laddove sembrano dominare lo smarrimento e la sofferenza. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché coloro che la scienza non può ancora restituire alla piena salute del corpo o della mente, siano circondati dall'affetto, dall'umanità e dalla fede di persone capaci di portare con loro il peso dell'angoscia. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per i ricercatori nel campo della medicina e della farmacologia, perché siano attenti e sensibili di coloro che non hanno grandi risorse economiche. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché una preghiera pura e amorevole sgorghi come fonte perenne nella Chiesa, nei monasteri, nelle famiglie, per le strade e sui posti di lavoro, per trasformare e illuminare la città dell'uomo. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. O Dio, che fasci i cuori feriti e vuoi inondare il mondo della tua pace, aumenta in noi la fede nella tua parola e dona sollievo al cuore sofferente dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di San Giuseppe da Copertino e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di te, unico bene, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi, in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona, giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai ricolmato il beato Giuseppe nella ricerca del tuo regno in questo mondo, della scienza e delle virtù dei santi. È morto con Cristo al mondo per la via dell'umiltà e dell'obbedienza. Lo hai rapito al vertice dell'altissima contemplazione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, lo spezzò e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Annunciamo la tua morte,
andiamo alla tua risurrezione e attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compie sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare a questa festa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto 287.
Rapisca, Signore, la forza del tuo amore. Da tutto ciò che qui sulla terra allontana da te la mia mente. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore, perché al tuo amore infinito io risponda in pienezza d'amore. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore. Nel memoriale della tua morte, che per me tu subisti in croce, mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore. Nell'unità con il Padre Altissimo e nella gioia dello Spirito Santo, mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore. Preghiamo. Ci hai saziato, Signore, la mensa degli angeli, come per la virtù di questo pane concedesti a San Giuseppe da Copertino di superare tutte le prove della vita, così donaci di progredire di virtù in virtù fino al raggiungimento del tuo possesso di luce per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Avesse finito, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. A tutti una buona giornata. Immacolata Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella fra le tempeste
dal cuore di chi ti chiama, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata,